È un momento molto importante e storico per la città, 7 anni di percorso per superare il Campo Sinti e oggi ci siamo arrivati. È stata demolita stamattina l'ultima unità abitativa dell'ex Campo Sinti di Favaro Veneto. Si è chiusa così definitivamente la travagliata storia del villaggio di Via del Gran Turco, iniziata nel 2009, quando l'amministrazione comunale lagunare di allora decise di costruire 38 prefabbricati in cemento armato per ospitare altrettante famiglie di origini Sinti. Che oggi si chiude una pagina triste della storia della città di Venezia, un Campo Sinti voluto dall'amministrazione di sinistra, mentre dalla nostra amministrazione, insomma, grazie ai fondi PNR dello sport, qua sorgerà un palazzetto dello sport da 1000 persone. 1000 posti a sedere nel Palasport che sorgerà entro il 2025, dove si potranno praticare pallacanestro, pallavolo e altre discipline, a cui si aggiungeranno una nuova viabilità, parcheggi e un collegamento ciclabile. Il Campo Sinti diventa così storia passata. Abbiamo deciso di farlo nel 2015, quando ci siamo insediati, considerando questo campo come motivo di non inclusione, come motivo comunque di disagio e di degrado e come neanche non dignitoso per le persone che ci vivevano, per i bambini in particolare. Quindi abbiamo lavorato per ripristinare la legalità, allontanando le persone che si comportavano male, quelle che delinquevano, e dall'altra parte lavorando per offrire strumenti di aiuto sociale e anche strumenti per essere sul mercato del lavoro ai capifamiglia e alle famiglie che qui vivevano. Oggi con l'abbattimento inizia un periodo che può far guardare al futuro tanti cittadini e anche tutto il quartiere. A breve partiranno i lavori poi per il palazzetto dello sport e insomma speriamo che sia anche fruibile da tanti cittadini e che tante persone anche del quartiere vengano e possano stare in questa zona un po' più tranquille.